Presidente, ci troviamo a Lignano, che struttura ha trovato e qual è la strategicità di questa struttura all'interno del piano sanitario regionale, tenendo conto che è una struttura che ha aspettato 10 anni per essere realizzata? Intanto ha la vocazione giusta per inserirsi nel progetto che stiamo seguendo per questo territorio. Intanto siamo di fronte ad una struttura importante che contiene non soltanto il luogo del primo intervento, insomma il pronto soccorso, la prima emergenza, ma anche attrezzato per l'accoglienza per i bambini, le famiglie, abbiamo visto quante ce ne sono in questo periodo, e allo stesso tempo è già pronto per ospitare anche il centro di assistenza primaria con i medici di famiglia e l'infermiere di comunità. Quindi è il luogo nel quale la salute viene trattata a 360 gradi, e questo ci permetterà tra l'altro di avere la possibilità di utilizzare questa struttura non soltanto per i 3 mesi nei quali è più stressata e sotto pressione, ma anche nei 12 mesi con dei servizi che possono essere di garanzia a questo territorio. Si inserisce perfettamente in quella che è la logica che ci spinge a far diventare l'ospedale di Latisana l'ospedale delle emergenze e dell'urgenza. È una richiesta che ci è arrivata anche oggi dagli operatori, che ce lo hanno detto con grande chiarezza. Questi servizi possono essere rafforzati, ma quello che conta è che ci sia un ospedale, quello di Latisana, che possa accogliere veramente tutte le emergenze e le urgenze, e stiamo lavorando per quello. Con una chicca che è quello dell'elisoccorso che può atterrare di notte, e anche questo diventa uno degli unicum in regione. Sì, stiamo lavorando appunto sulla piazzola, quella dell'ospedale di Latisana. Qui è già attiva la piazzola dell'elisoccorso, che prima non c'era e che costringeva più passaggi dei pazienti fino ad arrivare alla piazza del comune, dove lì si faceva atterrare l'elisoccorso. Ora oggettivamente c'è un servizio di gran lunga migliore che è già impostato per poter essere utilizzato anche nel volo notturno che, ricordiamolo, si fa unicamente nell'ospedale di Latisana, è in questo momento in via sperimentale, ma noi vorremmo davvero farlo diventare strutturale.